inizio settimana e partiamo subito con un'intensa fase di maltempo sull'Italia che colpirà in questo lunedì per la maggior parte oggi il nord Italia, quindi massima attenzione alle regioni settentrionali. Poi stasera si sposterà tutto verso il centro per poi arrivare al sud. Quindi diciamo che le previsioni per oggi indicano fortemente il Piemonte, la Liguria, tutte le regioni del nord, quindi forti perturbazioni, quindi massima attenzione come sempre perché saranno davvero a livello temporalesco. Poi nella serata già si avrà l'Italia spaccata in due, nel senso che da stasera in poi incomincerà questa perturbazione che arriverà più o meno verso le 4 e mezza 5 dal centro Italia fino al sud Italia verso la mezzanotte. Quindi diciamo che stanotte, allora il pomeriggio farà tutto il centro, poi da stasera tardi e fino a domani sarà il sud Italia ad essere colpito, quindi già come avevamo previsto è così. La maggior parte dei meteo l'ha detto anche lui, anche io avevo fatto una previsione con il mio meteo e quindi diciamo che questa fase di stabilità rimarrà per oggi e per domani. Quindi già però oggi pomeriggio e stasera il nord Italia sarà bello, un'altra volta bello col sole, mentre al centro e al sud arriveranno i temporali che si sono spostati dal nord. Quindi ragazzi, sempre massima attenzione. Quindi in mattinata e fino al pomeriggio al nord, in serata centro e sud, in nottata e domani mattina tutto il sud. Quindi sono oggi e domani in effetti questa fase di maltempo e poi ragazzi ritorna tutto normale come sempre, quindi ritorna il famoso caldo. Quindi godetevi oggi e domani e poi da mercoledì inizia un'altra fase di bel tempo, perlomeno così faceva vedere il meteo, poi tutto può cambiare. Ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo più tardi. Buona giornata a tutti.